buongiorno a tutti. Innanzitutto sarò anche molto veloce per questa fase introduttiva del primo trittico, primo incontro 2025. Ormai abbiamo spento le 50 candeline l'anno scorso, quindi insomma è un momento importante di confronto. Diciamo che fino ad ora la stagione 2025 ha avuto un decorso insomma da poter presagire diciamo di una vendemmia regolare. Sono state svolte diciamo le normali operazioni in vigneto che voi tutti sapete e conoscete. Il clima tutto sommato si è dimostrato abbastanza clemente al netto di questi ultimi giorni molto caldi per tutti noi. Insomma, speriamo di non avere problemi da qui in avanti in termini di siccità, però bisogna anche dire che fino ad ora insomma questo problema non l'abbiamo avuto e quindi si conta che anche se dovessero esserci 2 mesi difficili, insomma, di avere abbastanza riserva d'acqua per scavallare. Per contro ci sono delle preoccupazioni per quanto riguarda gli scenari internazionali, un po' per l'evoluzione delle mode, quindi penso anche al tema del vino dealcolato o parzialmente dealcolato, anche se penso che su questo sia corretto al netto dei puristi del sistema, no? Vista la nostra identità, cultura, però credo che se il mercato internazionale chiede da questo punto di vista delle risposte, è anche giusto trovarci preparati. Come Regione Veneto stiamo investendo molto anche assieme alle università, anche al CIRVE, per trovare dei sistemi per, diciamo così, abbassare, se non parlare di dealcolato, ma quantomeno di abbassare il grado alcolico almeno parzialmente, e farlo contenendo quelli che sono i costi, perché i tecnici sanno meglio di me che adesso insomma il procedimento crea molto dispendio energetico, perché prima si fa l'alcol, poi lo si va a togliere, poi lo si va a rimettere gli zuccheri fino al livello considerato necessario o corretto dal mercato. Quindi insomma, stiamo studiando delle situazioni per poter arrivare allo stesso sistema, però risparmiando tempo ed energia e riutilizzando anche gli zuccheri per altre produzioni. Quindi su questo ringrazio anche Cirve e diciamo tutti coloro i quali collaborano con noi. Oggi ci sarà un intervento particolare di un focus di Barbara Lazzaro sul tema delle etichette dei prodotti fitosanitari. Questo penso sia un tema molto, molto importante sulle linee guida per l'applicazione delle misure di mitigazione del rischio per la tutela degli artropodi non bersaglio. E insomma anche qua sappiamo che quelle che sono le conseguenze sugli operatori sia in termini pratici che burocratici. Poi ci sarà un focus importante sul tema della flavescenza dorata e sull'evoluzione che negli ultimi anni abbiamo avuto di una lotta serrata, e su questo vorrei anche ringraziare il sistema fitosanitario nostro regionale, ma anche tutti i tecnici in campo, le università. Insomma, penso che tutto sommato si è fatto un grande lavoro negli ultimi anni e i risultati li vediamo, e dopo verranno anche detti e citati. A tal proposito vorrei anche sottolineare il fatto che, auspicando anche che resti tra l'altro un caso isolato, abbiamo proceduto, cioè stiamo procedendo proprio in questi giorni nelle prime operazioni di estirpo coatto resosi necessario nei confronti di un'azienda agricola, in particolare nell'area del Cartizze del Prosecco di OCG Superiore di Conegliano Valdobbiadene, dove purtroppo c'era stata la situazione diciamo, di un vigneto compromesso, perché praticamente abbandonato, e che faceva insomma da focolaio per quanto riguarda la flavescenza dorata. Finalmente siamo riusciti, anche qua non è stato semplice, ma dopo numerosi richiami l'azienda non rispondeva per motivazioni che adesso non sto qua a dirvi, ma alla fine siamo usciti con i tecnici di Veneto Agricoltura, che ringrazio, e abbiamo fatto il primo estirpo coatto. Io spero che questa sia diciamo, una prima operazione
anche che accenda un alert in tutto il territorio e che dimostri anche alle aziende che se non intervengono, interveniamo noi. Quindi spero che su questo, al di là di questa prima operazione, si faccia proprio un team preciso che possa intervenire celermente laddove vi sarà necessità in tutto il territorio, perché non possiamo più permetterci di chiedere sacrifici agli agricoltori, ai tecnici per lavorare e seguire in maniera pedissequa quelle che sono le indicazioni della regione e poi avere gente che se ne frega totalmente creando danno a tutta la comunità. Quindi bisogna intervenire celermente, bene che si sia partito. Chiudo dicendo che alcune altre questioni riguardano il settore sono la recente notizia dello spostamento a luglio 2026 del termine di allineamento dello schedario vitivinicolo alfanumerico al grafico e l'avanzamento dell'iter di approvazione del cosiddetto pacchetto vino, che comprende diverse novità, tra cui l'allungamento della durata delle autorizzazioni di reimpianto dei vigneti da 3 a 8 anni e probabilmente la possibilità anche di non applicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo delle autorizzazioni di nuovo impianto. Ecco, anche questa era una notizia, magari qualcuno di voi la sapeva già, però insomma ritengo corretto darla. Ecco. Queste sono un po' le indicazioni di massima che mi sento di dare. Vi ringrazio soprattutto i tecnici, le cantine, tutti coloro che sono collegati per il lavoro che state svolgendo. Continuiamo a tenere alta la guardia su determinate situazioni, soprattutto sulle fitopatie. E che dirvi, buon lavoro, grazie ancora a Vento Agricoltura e a tutti coloro che si stanno dando da fare per questo primo trittico. Quindi buona giornata a tutti voi.